un aggiornamento perché andiamo a Padova, dove c'è l'inviata di Rai News 24 Giuseppina Testoni. Buongiorno Giuseppina, dove ti trovi esattamente e quali sono le novità? Buongiorno a voi, io mi trovo all'ospedale di Padova, esattamente al piazzale davanti al reparto di malattie infettive, dove, come potete vedere, continua il lavoro della Protezione Civile per montare le tende. Si tratta di strutture attrezzate, oggi verranno portate appunto le attrezzature per far fronte ad eventuali emergenze al pronto soccorso. Che cosa significa? Qui ci sono 11 tende, una proprio davanti al pronto soccorso. Le persone che arrivano con sospetti, sintomi di coronavirus, anziché defluire appunto nelle strutture ospedaliere, vengono ospitate qui, dove ci saranno le strutture apposite, dove saranno fatti i tamponi, dove ci sarà una sorta di pre-triage, dunque uno screening iniziale. Questa è la situazione qui a Padova, ma in realtà queste tende saranno presenti in 26 ospedali, in tutto saranno 56 nell'intera regione. Ci sono buone notizie per quanto riguarda le persone ricoverate, perché ieri è stata dimessa un'altra persona, sempre di Vo Euganeo, dove i casi sono saliti a 42, dunque sono già 2 i pazienti che sono tornati a casa. Non si può dire che siano guariti, ma le loro condizioni sono migliorate, stanno bene, dunque proseguiranno l'isolamento domiciliare anziché essere ricoverati nel reparto di malattie infettive. Ricordavate, anche dal Veneto è arrivato il grido di allarme delle imprese e delle tutte le categorie economiche che ieri si sono riunite alla Camera di Commercio, hanno chiesto misure straordinarie non soltanto per la zona rossa ma per tutta la regione, e in questo senso hanno scritto anche al Premier Conte. A voi. Giuseppina Testoni di Rai News. Antonia, a te.